Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Eccoci di nuovo a voi con un nuovo argomento di naturopatia. Oggi vorrei aprire una piccola parentesi prima di procedere nella disintossicazione che vedremo successivamente, i vari metodi, perché nelle puntate parleremo sia dell'idroterapia sia di quella che è della pulizia intestinale, ma prima voglio darvi un concetto. Perché molte persone mi chiedono: ma che correlazione c'è tra un'infiammazione, magari anche una contrattura al collo, e quella che potrebbe essere un legame con l'intestino? Ne abbiamo già parlato, però per molti non è chiaro. Dovete sapere che, tralasciando quello che potrebbe essere uno sforzo, ma una persona che magari d'improvviso comincia a avere problemi di intestino e al tempo stesso dopo ha una contrattura al collo, non è una causa che ha dormito male oppure che ha preso un colpo d'aria fuori, è semplicemente un punto collegato all'intestino, adibito alla, passiamo così, disintossicazione delle tossine che l'intestino non riesce ad espellere. Questo è un concetto importante che dovete capire. Voglio dirvi, non guardate l'intestino solo come organo di scarto a livello di feci, guardate bene l'intestino come una produzione fondamentale di enzimi che arrivano a continuare a sminuzzare il cibo, ma nel tempo stesso anche gli stessi enzimi producono delle sostanze che debbano essere smaltite. E quindi se noi abbiamo un intestino pigro, per tutte le ragioni che abbiamo visto in queste settimane, possono esserci delle contratture. Quindi come si agisce? Dipende, si può agire, parlando sempre a livello energetico, si può agire sia con la riflessologia plantare oppure con un massaggio leggero, decontratturante, scusate, fatto naturalmente a mano, che serve pian piano ad andare a sciogliere quelle che sono la tensione. Ma poi alla domanda, grazie, ora sto bene, potrebbero ritornarmi? Se la risposta la volete negativa, dovete avere un colon pulito e adesso vi spiego come. Altrimenti sì, se vi basate semplicemente a questo concetto, che purtroppo è molto comune, magari per un discorso legato al fattore di ignoranza, ma non nel senso negativo del termine, ma proprio del fattore che la gente ignora quello che è realmente il concetto che sta dietro a tutti questi rimedi, che attenzione, non sono credi, sono studi. Cioè la medicina naturale era la nonna della medicina attuale, semplicemente che una volta non c'era la chimica, quindi non c'era un mal di testa, devo prendere la pastiglia. Nell'Oriente, soprattutto in Cina, perché è arrivato il mal di testa? Il mal di testa è l'ultimo dei problemi, dobbiamo capire cosa gli dà origine. Quindi anche quando magari sentite dire ma vorrei provare, ma io non credo, non è un credo, è una scienza, sono due cose diverse. Che poi l'Italia, per ragioni sue, cerca di oscurare la naturopatia è un altro paio di maniche. Ma la naturopatia seria, credetemi, come abbiamo fatto noi, accademie di anni e anni con tanto di certificati visti all'estero, sono molto importanti. Quindi il concetto breve è questo: meno contratture, più pulizie intestinali. E tra questa puntata e la prossima andremo anche magari a darvi un concetto, anche più la prossima, di quello che potrebbe essere anche l'importanza ogni tanto di una visita iridologica per vedere che tutto quello che è il nostro sistema funziona correttamente. Nessuna procedura di disintossicazione è completa se non, come si diceva prima, si include anche appunto l'intestino, che è il principale canale d'uscita dell'organismo. Pulire l'intestino con rimedi a base di erbe può costituire una parte essenziale di un programma di guarigione. Prima di mettere in pratica
queste procedure, tuttavia, chiedete sempre il consiglio a un professionista. Il fondamento logico alla base di una pulizia intestinale è che la salute dell'intestino è vitale per quella dell'intero sistema. Quindi le tossine trattenute nell'intestino rischiano di penetrare nei tessuti circostanti e anche nel sangue, interessando poi altri organi e dando origine a numerosi sintomi come stanchezza, cefalea, difficoltà circolatorie, problemi mestruali e ormonali, come pure le disfunzioni immunitarie e le contratture che spesso ci troviamo. Il primo passo verso un intestino sano è un'adeguata idratazione. Gli adulti hanno bisogno di bere circa 2 litri di acqua al giorno. Se vi sottoponete a una pulizia intestinale è essenziale bere la quantità d'acqua necessaria. Una delle funzioni del colon è quella di assorbire l'acqua delle feci. Se l'acqua scarseggia, le feci diventano secche e vischiose, per cui il corpo avrà maggior difficoltà a espellerle. In genere il materiale impiegato dalle 10 alle 12 ore per attraversare il corpo è un movimento intestinale per ciascun pasto ed quindi è l'ideale. La pulizia con le erbe agisce in base a 2 principi. Le erbe lassative che stimolano i muscoli peristaltici a evacuare e le erbe mucilaginose ed emollienti che invece leniscono le pareti intestinali e forniscono la massa. Si possono inoltre aggiungere anche ingredienti che assorbono la materia eventualmente rimasta sulle pareti intestinali o anche nelle piccole sacche che vengono appunto chiamate diverticoli, che la maggior parte di noi sviluppa poi con l'età. Allora mettiamo in evidenza i disturbi da trattare, perciò la congestione, l'intossicazione del sistema, la stipsi, la congestione epatica, problemi mestruali, cefalee e problemi alla gola o alle cavità. Ci possono essere anche delle controindicazioni. Se siete affetti da disturbi gravi, rivolgetevi a un terapeuta professionista, perché la pulizia intestinale completa potrebbe rivelarsi con delle controindicazioni in caso di infiammazioni del tipo colite ulcerosa. Questo è il primo concetto che noi vi abbiamo dato e lo terminiamo qui perché altrimenti potrebbero esserci troppe informazioni che vi mettono confusione. Nelle prossime puntate andremo anche a parlare del concetto molto conosciuto in ambito di naturopatia, però ne abbiamo parlato un pochino meno rispetto agli altri, ovvero la pulizia dei reni, o chiamata anche depurazione naturalmente principale, ma poi dopo ne seguiranno altre, andiamo a vedere anche quella che è il discorso della pulizia del fegato e anche quella che sono i preparati magari a base di erbe che vi possono essere utili per eventuali tisane e quant'altro. Ma ultima e non per importanza andremo a parlare anche del concetto di idroterapia basandoci sugli insegnamenti di Sebastian Kneipp e abbinata a questa ci sarà anche la spazzolatura a secco della pelle che è molto utile. Come sempre, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima e mi raccomando, se avete perso qualche puntata, sul sito di Radio Libertà, nella sezione podcast, potete trovare tutti gli altri. E se qualcosa non vi è chiaro o volete approfondimenti, nei nostri social potete lasciare qualche commento. Alla prossima! Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it.
Bentrovati amici ascoltatori, oggi vorrei parlarvi dei famosi fuffaguru. Cosa sono? Sono dei volti noti sia dello show business che piuttosto di internet, dove vi propongono, senza naturalmente chiedervi un soldo, di premere nel link in descrizione dei video, di andare su determinati siti e cercare di investire una piccola somma che loro magari tramite un sistema Ponzi oppure un sistema di raggiro cercano di farvi investire dei soldi. E questo cosa succede? Che da lì a poco tempo troverete scritto sul giornale che tal personaggio si difende da tali accuse perché era tutto una truffa. Cosa voglio dirvi? Naturalmente il mondo di internet e il mondo naturalmente delle borse richiede diversi studi, ovvero se volete cercare di investire quelli che possono essere i vostri risparmi in totale sicurezza e in totale libertà, cercate sempre di affidarvi a quelli che possono essere professionisti del mestiere. Vi capisco benissimo che questi professionisti devono essere pagati ed è giusto perché stanno facendo un lavoro ed è un lavoro anche abbastanza rischioso perché nella borsa sappiamo benissimo che come si vince si perde, però ascoltate bene, è meglio affidarsi a persone competenti oppure è meglio cercare di far tutto da soli perché intanto basta guardare su internet? Ecco, questa frase è una frase che dobbiamo aprire una parentesi. Non usatela mai perché su internet ci sono verità, ma ci sono anche molti video volutamente sbagliati. Perché? Perché se su internet ci fossero realmente tutti i tutorial al 100% per poter realizzare o poter risolvere tutti i casi, i professionisti sarebbero scomparsi. Quindi il mio consiglio è sempre quello di prestare attenzione e ricordatevi, mai nessuno vi regala nulla per nulla. Per quale motivo un volto noto di YouTube o un personaggio, un influencer che state seguendo dovrebbe cercare di fare il buon samaritano a offrirvi un servizio gratuito per farvi guadagnare dei soldi? Per quale motivo? Nessuno. Se andate a cercare su internet, in questo caso fate bene, le truffe più famose per sistemi Ponzi oppure promesse di piccoli investimenti per cercare di guadagnarne 3 volte o addirittura 10 volte tanto, credetemi, non è proprio questo il caso di poterli ascoltare. Quindi cercate di prestare attenzione, non fidatevi assolutamente. E oltre a questo vorrei dirvi ripetervi un'altra situazione, perché ci avete scritto in molti che avete ricevuto dei finti SMS della banca dicendovi di premere questo tasto per un reset del PIN e vi verrà recapitato il PIN nuovo inserendo quello vecchio. Anche in questo caso non esiste. Nessuna banca vi manderebbe mai quelli che possono essere un SMS tanto per potervi dire di poter cambiare un PIN inserendo quello vecchio. Purtroppo oggi, e l'abbiamo visto anche con Louvre, nulla è sicuro, soprattutto per quanto riguarda i discorsi online. Quindi, qualora voi smarriste un codice oppure avete paura che la vostra carta di credito è stata clonata, non fate nient'altro che chiamare immediatamente il numero della vostra banca e i codici di sicurezza per bloccarla, come vi ho sempre consigliato di disattivare il Bluetooth quando siete sulle metropolitane per evitare appunto quella truffa, ma ricordatevi di non dare mai e poi mai quelli che sono i dati sensibili al di fuori di un professionista della vostra banca. Il terzo e ultimo caso invece che andremo a vedere oggi è sempre una truffa, però è una truffa che è legato, diciamo una truffa legale e è quello del sistema naturalmente di poter scaricare delle applicazioni di intelligenza artificiale che molto spesso li vedete sui vari social. Non sono delle truffe, ma sono sistemi di abbonamento che se non siete molto attenti a questa tipologia di sistemi,
cosa succede? Che voi settimanalmente andrete a pagare quello che è un abbonamento. Attualmente l'intelligenza artificiale ha un costo molto elevato. Se fate un abbonamento, ad esempio, a Gemini, che è il sistema di Google, questo è un abbonamento mensile, ma è un abbonamento di 20 euro al mese per poter fare dei video di semplicemente 4 secondi dove non riuscite a mettere dei prompt, ovvero delle descrizioni accurate per ottenere quello che volete. Quindi vi dico, l'ho provata personalmente, non ne vale la candela, la tecnologia è ancora un po' troppo acerba. Quindi prestate attenzione quando scaricate soprattutto le pubblicità che vedete sui social, perché molto spesso non promettono quello che vi fanno vedere, oppure ve lo promettono, cioè fanno quello che fanno a patto che voi dovete pagare. Quindi per quanto riguarda il sistema Android, verificate che non avete abbonamenti attivi, e per quanto riguarda invece il sistema Apple, basta che andate in impostazioni, cliccate sul vostro nome nella versione cloud e lì trovate abbonamenti e vedete se avete attivato qualcosa o meno. Veramente basta veramente poco per attivare degli abbonamenti e trovare, insomma, dall'altro lato una cifra tutto sommato che magari può essere irrisoria, ma se sommate tutte le settimane, per quanto vi offre, è realmente pericoloso. Quindi quando scaricate un'applicazione, basta vedere che sotto c'è sempre scritto acquisti in app, e molto spesso, una volta che voi l'avete accesa, vi dice questo è l'abbonamento per, e potete interromperlo e utilizzare la versione gratuita, ma molto spesso c'è una X che è molto mimetizzata nella parte dello screenshot che vedete lì. Quindi prestate attenzione a quello che toccate. Se siete magari inesperti, affidatevi a un parente o un amico che ne sa più di voi, in modo tale che evitate di inserirvi magari all'interno di un contesto che può non essere, diciamo, il massimo, ecco. Detto questo, il consiglio che io vi do è sempre quello di tenere i vostri dispositivi aggiornati. Non ascoltate l'amico o il parente che vi dice non aggiornateli perché vi occupa memoria, alla fine non cambia nulla, vi rallenta il telefono. Allora tutto è obsolescenza programmata. Se vedete, le nostre macchine attuali non sono automobili come quelle costruite negli anni '80 per durare, però è importante avere un sistema di sicurezza sui nostri dispositivi sempre valido, perché le truffe sono sempre dietro all'angolo. File di phishing e tutto quanto, lo sono anche loro che vi rubano i dati. Quindi le grandi case come Apple e Android, Samsung o qualsiasi marca voi utilizziate sono consapevoli di questo e vi rilasciano degli aggiornamenti regolari. Questi aggiornamenti regolari sono molto ma molto fondamentali, perché vi permettono di tenere al sicuro quelli che sono i vostri dati. Quindi mi raccomando, aggiornamenti di sistemi frequenti, e soprattutto cercate anche di fare dei backup dei vostri dispositivi. Cosa sono i backup e cosa servono? I backup non sono nient'altro che una copia esatta del vostro cellulare, che potete effettuarlo sia via cloud, ovvero sulla nuvola, oppure la potete fare sul vostro telefono. Questo cosa comporta? Questo comporta che qualora il vostro telefono si rompesse, oppure lo perdete tutto quanto, e se lo perdete lo potete bloccare, basta prendere il telefono nuovo, inserirlo sull'USB del computer, oppure scaricare i dati dal cloud, e in automatico tutte le vostre fotografie e tutto quanto sono sempre salvate. E per concludere, prestate sempre attenzione anche a ciò che vi mandano via WhatsApp, da video sexy a determinati buongiorno e tutto quanto. Ricordatevi che possono contenere anche dei virus e soprattutto occupano molto spazio, quindi cercate spesso di eliminare svuotando la chat per cercare di liberarvi un po' del peso. Come sempre io vi ringrazio per essere stati con me. L'appuntamento è sempre sulla settimana prossima su Radio Libertà, e qualora vi foste persi determinati nostri consigli, basta andare sul sito di Radio Libertà e nella sezione podcast trovate tutti i nostri consigli che possono sembrare ripetitivi, ma credetemi,
Da qui a magari 10 minuti potreste scordarvelo, perché quando siete davanti a una truffa è un attimo non leggere bene tutto e premere il bottone. Grazie e alla prossima. E naturalmente, se vi serve qualche consiglio, non fate nient'altro che scriverlo nei commenti sui nostri social. Omar dropped it.